Visto che è lunedì 8 e tutti quanti si sono risvegliati nell'andare a lavorare, giro un attimo. Ecco, questo è il problema che si identifica alla mattina. Colonna fino in fondo, non si sa come mai c'è un problema che due affluenti si congiungono in uno, ma sono due corsie che entra in Viale Venezia. La denuncia di Paride Ferraro, tassista di stanza a Bassano, sta facendo in queste ore il giro del web. La polemica, peraltro sollevata anche da molti altri bassanesi, evidenzia come il traffico sia sempre più frequentemente congestionato nella zona di Largo Parolini e Via De Biasi, e questo dopo la recente scelta dell'amministrazione di rendere a senso unico in direzione est-ovest via Tabacco. In sostanza, quanti primi utilizzavano la cosiddetta zona delle Torri per raggiungere la parte nord-est di Bassano si trovano ora costretti a passare per Viale Venezia e, nel tentativo di evitare i semafori di Viale delle Fosse, passano dalle parti della stazione dei treni, congestionando di fatto il traffico di una zona già di per sé intasata dal passaggio degli autobus e dall'ingresso del Parc Le Piazze. E allora viene spontaneo chiedersi: è stata davvero la scelta giusta quel senso unico in via Tabacco?